Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buona radio a tutti voi. Bentrovati a un'altra puntata di Pesca dalla Rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. Voci e sorrisi di Radio Libertà. Mi raccomando, cari radioascoltatori, fatevi sentire. Telefonateci in diretta nel corso della trasmissione per parlare con la nostra ospite di oggi. Buongiorno e ben arrivata Paola Monisso, buongiorno. Buongiorno. Allora, fatevi sentire, commentate le nostre dirette sui nostri social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point dai quali ci potete ascoltare, vedere e seguire. Oggi puntata super speciale per Pesca dalla Rete, perché abbiamo un'intervista super attesa con un'ospite straordinaria. Rullo di tamburi per lei. Lei che è Paola Monisso, che è un'esperta di digital marketing e di tutte le mosse vincenti per farvi trovare dai clienti online e consolidare il vostro brand, coniugando organizzazione, creatività ed empatia. Dunque, preparate carta e penna. Aspettate che non mi impallo da sola col microfono. Preparate carta e penna e se volete fare anche voi la mossa vincente, telefonateci al numero in sovrimpressione 02 9294 7222 per parlare con noi due, ma soprattutto con lei, che vi svelerà tutti i segreti del digital marketing. Quindi ci parlerà oggi della sua mossa vincente, del lavoro autonomo declinato al femminile, la nostra Paola Monisso, esperta di strategia, formazione marketing, guida piccole e medie imprese e professionisti nella scelta dei migliori strumenti del web marketing, e ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna di imprenditrice. Cito apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo Paola Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Ormai lo sappiamo tutti a memoria. E siccome Pesca dalla Rete è una trasmissione tutta al femminile, almeno per ora, salutiamo e ringraziamo alla parte tecnica, ai 1000 tasti, ai 1000 pulsanti, ai 750 monitor, ma soprattutto alla regia, la nostra Sveva. Cuoricini per te, mia cara, e grazie. Allora, sei pronta? Prontissima. Partiamo? Sì. Nome, Paola cognome, Monisso. città, Lecco, ma sono nata a Pordenone. ullala, poi ci racconti. Certo. Professione, Esperta di web marketing, comunicazione e formatrice. e cosa fai? Allora, io mi occupo di consulenza verso le piccole e medie aziende o liberi professionisti che hanno bisogno di farsi trovare online e quindi devono dare visibilità al proprio brand. La mia è una consulenza di tipo strategico, quindi cerco di aiutarli a migliorare la loro presenza online utilizzando strumenti di web marketing più adatti alle loro esigenze. E cosa non fai invece? Non sono una sviluppatrice di siti web, non sono una social media manager, mi occupo appunto di strategia e per quanto possa sembrare una cosa astratta vista dall'esterno, qualcosa magari anche di inutile, in realtà è la base di partenza. È un po' come dire: se devo costruire una casa devo partire dalle fondamenta e per me le fondamenta sono proprio la strategia. Allora, da quanti anni sei in rete al femminile? Però non ti devi impallare, così voglio che ti impalli, voglio che ti vedano. Okay, Così, allora, in tutta la tua beltà, vai. grazie. Io sono entrata in rete nel 2019 grazie a una serie di incontri, fortuiti e veramente molto molto utili per cui ho deciso di, rimanerci, perché fondamentalmente ho trovato un luogo confortevole per chi come me, aveva appena intrapreso la libera professione, aveva bisogno di un luogo protetto dove potersi confrontare con altre professioniste. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro?
Per me le donne hanno un grandissimo potenziale, loro lo esprimono al meglio stando insieme, a che se ne dica. Il fatto di poter lavorare insieme in gruppo, di condividere esperienze, di condividere idee, ispirarci a vicenda è davvero la nostra marcia in più. E quindi in Rete al Femminile ho trovato questo tipo di ambiente che è stato per me davvero, molto importante per mantenere la strada che avevo deciso di intraprendere. Dunque dal 2023, se non erro, Mh. fai parte anche del team di leadership diffusa di Rete al Femminile. Ci racconti questa bellissima storia che ha il suo incipit in etica, gentilezza e condivisione e nasce a Torino tanti anni fa? Ehm, Brevemente, perché poi parliamo anche di te, sì, 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 sì. Allora per me, diciamo essere, una persona che utilizza l'etica nel lavoro può essere un po' ancora poco, utilizzato come modalità di lavoro, ma per me è importante perché voglio essere onesta e responsabile impegnandomi al massimo per far star bene gli altri, che siano appunto persone con cui lavoro piuttosto che la famiglia. Quindi l'etica fa parte un po' del mio essere. Per quanto riguarda la gentilezza, mi sono resa conto nel tempo e con l'esperienza che, la comunicazione gentile, educata, cortese, che sta un po' sparendo, in realtà è quella che ti permette di aprire le porte e soprattutto di aprirsi all'ascolto e alle relazioni. E per quanto riguarda la condivisione, è uno degli aspetti che, come dicevo, ho trovato in Rete al Femminile e che ho potuto sviluppare ancora di più, proprio perché fa parte della mia indole. Io sono una grande, team builder, mi piace lavorare in squadra, mi piace lavorare insieme ad altri, che siano donne, ma non solo donne, e quindi questo è stato davvero una scoperta molto bella, quella di poter trovare in rete, tutte queste caratteristiche che fanno parte del mio modo di lavorare. Senti, domande bizzarre: Mh. mare o montagna? Mare tutta la vita, Tutta la vita, assolutamen prosa o poesia? mhmm, boh, prosa? Voglio il mio avvocato. No, l'avvocato domani, c'è la trasmissione di un altro giorno con Okay. l'avvocato. Vabbè, quindi allora, rock o musica classica? In realtà pop direi, la musica anni '80, '70, '80, '90, insomma questa è la musica che amo di più e che ascolto più di frequente. Ma senti, ma qual era il tuo gruppo preferito di quegli anni? Se si può dire in radio, Sì, sì, certo. i Duran Duran. Vedi. I Duran Duran che sono stati il gruppo per cui sono stata fan sempre, lo sono tutt'oggi, infatti Simon Le l'anno Bon se ci ascolta. Simon Le Bon ti sposerò, ehm, li ho visti l'anno scorso a Lucca al Summer Festival per la terza volta, È io ho 3 sempre Le Bon concerti. Simon? È sempre È sempre Le Bon è un Le Simon. Bon, maturo, ma le è un Le Bon insomma, come tutti gli altri ovviamente. A me piacevano gli Spandau Ballet. Ahia, sì c'era un po' Tony questa Hadley, rivalità. Tony Sì. Hadley. Eh sì, ma solo che lì è rimasto solo lui, invece Eh i sì, Duran ma sono sai anche ancora che mi piace da insieme. matti? Paul Weller. Questo su questo Style mi trovi Council, gli Style Council. vedi? Ve Sei vabbè. sei colta tu. Sai cos'è? Intanto facendo radio capita che uno di musica se un minimo debba Giustamente, giusto in quegli giustamente. anni, perché poi mi sono a quegli anni. Va bene. Okay, domanda serissima: cinema o teatro? Cinema. Cinema, in particolare i film di fantascienza, thriller, gialli, ultimamente anche psicologici e romantici, ma diciamo che il mio, zoccolo duro sono i film di fantascienza, che ho visto praticamente tutti. Ah, bene, bene. Senti, cosa volevi far da bambina? Allora, da bambina avevo le idee chiare su cosa non volevo fare, che era quello che mi diceva mio padre, cioè lui pensava che avrei dovuto fare la maestra, io gli dicevo: No. mai nella vita". Che Ehm poi, che poi, che poi, sì, no, dopo infatti magari mio lo papà ci spieghiamo, ha visto ci ha visto lungo, però, lungo. questo è arrivato un po' Perché dopo. tu tieni anche delle docenze. Sì, sì, Sei una sì. prof? Sono una prof Poi ce lo infatti, quindi alla racconti. fine sì, sì. E dove insegni? Ehm, allora insegno in un liceo Mh? della Brianza, un liceo economico sociale, sono prof di diritto ed economia,
materie che Capito? peraltro alle superiori, non dico che odiavo, ma non amavo, ecco. Eppure ho scoperto questo amore e oggi lo riesco a condividere appunto con studenti adolescenti, che è una bella sfida. Comunque io volevo far l'archeologa, Ah. giusto per, riprendere l'argomento, volevo essere come Indiana Jones, ma, mio padre appunto, che era molto pragmatico, diceva: "Guarda che non è che si mangi così tanto con l'archeologia", e quindi ho virato su qualcosa di più concreto. Ma tu hai anche la passione per le lingue. Parliamone. Infatti, mi era anche venuta quella di fare l'interprete, Eh. ma, lì ci volevano competenze linguistiche che non avevo, per quanta passione potessi avere per le lingue, e quindi ho virato su una cosa che poteva essere una via di mezzo. Ho scelto economia e commercio con indirizzo internazionale, perché poi le lingue le ho usate molto per lavoro, per Perché tu viaggiare, sei ho stata tanto a viaggiato. Londra anche per lavoro? Sono stata a Londra, sono stata nel nord dell'Inghilterra, sono stata in America, tutto per lavoro, e questo mi ha consentito di ampliare moltissimo anche il mio Allora, poi mindset. mandiamo un contributo musicale che è una dedica alla nostra ospite di oggi, però io vi dico 0292 94 7222, approfittatene signori, e avete qui una super esperta del digital marketing. Se avete qualcosa che non va sui vostri social, se volete sapere come si usa LinkedIn, cioè domande molto, molto interessanti, le potete fare e avrete risposte altrettanto molto interessanti, ma soprattutto molto precise. È vero? Sì, spero insomma. Spero Quindi che quindi sarò in mentre noi grado. ci ascoltiamo una bellissima canzone, voi iniziate a fare il nostro numerino 0292 94 7222. Vi risponderà la nostra Sveva, che è la nostra regista, mi raccomando.
Vabbè, noi siamo tornati indietro in quegli anni, ci siamo fatti una cantatina, una ballatina alla quindi benissimo, torniamo qua, abbiamo detto che la musica degli anni '70, '80 era bella, ma la musica tremenda, c'erano tremenda, le vero? Timberland, No, le meravigliose, no, vabbè. i Bomber, però Bellissimo. io in realtà Non è che avessi tutti 'sti soldi da spendere in vestiti, mi limitavo ai maglioni, ai calzini fluo giallo fosforescente che erano osceni, sembravamo veramente tutti sbucati fuori da un videoclip. Tremendo. Tremendi erano i capelli, Beh, eran le io avevo pettinature. ovviamente la pettinatura ai Duran Duran. Io andavo dalla parrucchiera e gli facevo C'è rasata vedere qua la e foto con il ciuffone e con la scalatura dietro perché volevo essere come Simon Le Bon, giustamente. signor Simon Le Bon, voglio Mh, dire, cosa qui che adesso abbiamo mi una fa un po' farsa. come dire Scusa, ti ho tirato un calcio nel frattempo. No, io amavo gli Spandau Ballet, quindi va bene. vabbè. Senti, colore preferito? Rosso. Si vede arancione. È rosso, posso giurarvi che è rosso. Le È piace il rosso. rosso e Mi sono anche sposata in rosso ma veramente? Che sì, sì, mi storia! sono E sposata in rosso, il colore il rosso è il colore della passione, quindi è il mio colore certo, in assoluto. anche la montatura degli occhiali rossi. Esatto, sì, sì, sono A qua. Milano si dice Cinghè più Sema Rus. Ah, traduci per 5 cortesia. centesimi in più, ma rosso. Come Ah, dire che rosso okay. è un colore che ha valore. Mh. Va bene, allora, segno zodiacale, mia cara. Io sono un cancro, nata il 5 luglio. Benvenuta su questa terra. Lo so che anche tu Come ti senti? vagamente. Ma come ti senti straniera alla terra, in questo mondo Ah. insensibile, come ti senti? Allora, premetto che non sono appassionata di astrologia, quindi non chiedermi ascendenti o robe del genere perché non te li so dire, però, nei tratti generali del segno mi ci ritrovo perché sono effettivamente una persona molto, sensibile, sentimentale, la famiglia è un valore importante, l'affettività sono tutti aspetti che, riconosco all'interno Ma del mio segno zodiacale. c'è una caratteristica proprio del segno del cancro che è il carapace. Mh. Quando noi andiamo in giro ci portiamo dietro la casa. Succede anche a te? Allora, una volta sì, anche perché, avevo preso spunto da come i miei si organizzavano per le vacanze, quindi ho imparato che quando si va in vacanza ci si porta mezzo armadio, se non tutto. Poi però col tempo fortunatamente ho capito che non aveva senso e oggi sono molto più, razionale nell'organizzare la valigia delle vacanze, perché un po' per lavoro, un po' perché appunto mi sono resa conto che tanta roba non l'avrei mai usata, è inutile, cioè è inutile portarsi dietro a casa. Sì. È più bello concentrarsi sul vivere l'esperienza che il vestire in sé, no? Sì, però Mh. anche tu che hai i cani sai benissimo che è un rischio che col cani una zampettina qua, una zampettina là Ma il e il cane va in pantalone pensione, il mio ah almeno. Non sì? ama il mare, Ah da no, questo punto di no. vista non siamo dello stesso segno. No, no, la La mia mia ama la montagna e hai quindi capito. sì, Va sì, sì. bene, citazione preferita? Ma, non so chi l'abbia detta, Ma comunque diciamola noi. Facciamo la nostra. Che insieme si va più lontano. È un po' quello che mi sono ritrovata non solo a pensare, ma Mh. a crederci e a concretizzarlo nella mia vita personale e professionale, perché mi sono resa conto che da soli si fa molta più fatica. Se si condivide una fatica o anche un successo, un'esperienza, un progetto, qualunque cosa, insieme decisamente si va più lontano e quindi per me questo è una frase che ricorre in tutta la mia vita. È vero, una bellissima frase, una bellissima filosofia. Senti, 3, aggettivi, sostantivi, animali, oggetti, quello che caspiterin dindina vuoi, però se i nostri radioascoltatori non ci telefonano allo 02 92 94 7222 non potranno parlare con noi 2. Mh. Quindi vi consiglio di telefonare perché la nostra
Cara, ospite di oggi è una super esperta di digital marketing. Approfittatene, perché tanto lo so che avete tutti i problemi sui social, avete le domande impossibili che nessuno vi risolve mai. È lei la persona giusta. Volete sapere come si usa LinkedIn, come si usa Facebook? È lei la persona giusta alla quale chiederlo. Va bene, la cosa più difficile che sai fare, oltre ovviamente al tuo lavoro che è difficile. Mh. Mh. Ho dovuto impararla, Mh. perché ovviamente non si nasce imparati su Ah, ma sai certe che non ti ho fatto cose. rispondere A che prima cosa? alla domanda? Le 3 i 3 aggettivi? Quello che Sarò vuoi. breve: ottimista, Ottimo. allegra e passionale, perché chiaramente se no sono incoerente, non mi vesto di rosso non perché così, Beh, poi sei del cancro, quindi c'è poco da assolutamente fare. sì, 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 sì. Va bene, scusami, sarà il Figurati. caldo. Sì, sì, i 32 gradi di Milano che si fanno sentire. Senti, allora la cosa più Comunque, difficile che sai fare? la pazienza, applicare la pazienza negli ambiti della mia vita, in particolare a scuola, questa nuova esperienza che sto facendo da pochi anni, perché la pazienza è quella che mi permette di, riuscire a superare difficoltà, problemi, limiti, anche la mancanza di fiducia che c'è dall'altra parte. Quindi con pazienza si riesce a ottenere, dei grandi risultati. L'unico con cui non riesco a applicarla è mio figlio, ma vabbè lì Vabbè, ma lì ci è bandiera sta dai, bianca da ma ci madre, sta. ovviamente Sì. coi figli si fa Ma sempre dai, più ci sta. fatica. Senti, un sogno ricorrente? Fino a qualche anno fa mi capitava spesso, e sono passati tanti anni, non dico quanti, mi capitava spesso di sognare che non avevo, ancora fatto l'esame di matematica all'università e che era l'unico che mi mancava per laurearmi. E questo era un incubo ovviamente, non era proprio un sogno, ma, non capisco come mai mi sia rimasto questo problema irrisolto, perché poi io mi sono laureata ovviamente e matematica non era l'ultimo esame che ho fatto, però questa cosa per tanto tempo mi ha un po' tormentato. Oggi per fortuna faccio altri sogni di tutt'altro genere, più incasinati, ma magari meno brutti, ecco. Senti, e di cosa hai paura? Allora, è una paura un po', come dire, dovuta anche all'età, cioè, non è che ho paura di invecchiare Ora perché però oggettivamente non è che siamo tu sei anche più giovane di me, però, no, però insomma, l'età sei passato un certo giovane. scoglio si comincia anche a pensare che l'età sta andando avanti. Gli anta intendi dire in Gli generale, anta, gli esatto, anta. dagli anta in avanti. E quindi non è tanto quello, però ecco il problema salute, il fatto di, aver paura di dover chiedere aiuto nel Mh. momento in cui succede qualcosa, che non stai bene o che è una preoccupazione abbastanza che sta iniziando a presentarsi. Cerco di, iniziare adesso a prevenire ovviamente, sto attenta, mi curo, mi so regolare abbastanza bene, però insomma quello è un pensiero perché ovviamente adesso che bado un pochino a mia mamma, capisco Mh. le difficoltà che ci possono essere nella vita. Eh sì. Mh. Hobby? Che hobby hai? Allora il primo, camminare, passeggio appunto hai capito che ho un cane, una Sì. bella cagnolona meticcia tipo pastore bergamasco che è affettuosissima, con cui vado fuori tutti i giorni, e cucinare. Mi piace cucinare tantissimo, è una cosa che mi rilassa, Ma dai? sì, sì, sì. Qual è la tua no, beh, dopo ci dici la tua ricetta di donna, ma la tua ricetta di cucina qual è? Ma in realtà mi piace molto sperimentare. Tendenzialmente, a meno che non abbia in mente di fare qualcosa per cui stupire i miei ospiti, e allora lì cerco ricette, eccetera, la mia ricetta base è aprire il frigo. Vabbè, Vedo quello che c'è dentro e mi invento qualche cosa e questo è, diciamo, un po' è per tutti i un'arte, giorni. questa è un'arte, perché io lo apro e lo richiudo. Quindi o vado giù a far la spesa al super, detto questo, è una Ecco, e poi in realtà una cosa che mi vengono molto bene sono i dolci, in particolare un dolce che sono riuscita a imparare un po' di anni fa quando mio figlio era piccolino, è la torta caprese, che tu dirai: "Cos'è, mozzarella e pomodoro?" No, non no. c'entra niente, è una Una torta torta? stragolosa a base di farina di mandorle e cioccolato fondente, Beh, tanta che roba. solo a sapere gli ingredienti ingrassi e comunque un tripudio di dolcezza Ma e la piace a domanda è: tutti. ma ce l'hai portata?
No, oggi no, fa E troppo niente, caldo. devi tornare allora. Tornerò, Devi tornerò. tornare. Senti, penso ci dobbiamo fermare un attimo? Ci fermiamo un attimo allora, andiamo a vedere se ci ha portato la torta. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Open your eyes, this is the world. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci di nuovo qui. Allora, devo fare un saluto. Devo fare un saluto al signor Vito Coviello che ci ha chiamato mentre eravamo in pausa. Ci sentiamo poi sui social, non si preoccupi, e sicuramente un'altra volta leggeremo ancora le sue bellissime poesie. Grazie per i saluti, sono arrivati forti e chiari, cuoricini per lei, grazie. Allora, dove vorresti vivere? Dato che il mare è la mia passione, se potessi vivere vicino al mare sarebbe tanta roba. Mi piacerebbe tanto, perché la montagna già ci vivo adesso, abito in collina e quindi sono circondata da montagne nel Lecchese e quindi già mi basta. Mi manca il mare perché effettivamente, soprattutto d'estate, io ci voglio sempre andare e potrebbe essere il mio buon ritiro. Che meraviglia. Quando sarà tra moltissimo tempo. Ecco appunto. Senti, allora, il tuo rapporto con i social è sicuramente un rapporto professionale e lavorativo. Il tuo rapporto col telefono invece, com'è? Ma credo, non vorrei dirlo troppo forte, equilibrato, nel senso che i social, come dici tu, ovviamente per il lavoro li uso tanto, non li uso tanto a livello personale, tranne le poche cose che mi servono appunto per tenere i contatti, quelli più intimi, con amici e la mia cerchia insomma di conoscenze.
Cerco di non farmi condizionare troppo, cioè non sono una che si strappa i capelli se dimentica il telefono a casa o che ritorna a casa perché l'ha dimenticato. È No? pace, no, Veramente? davvero. A me viene l'ansia. A meno che non mi serva per lavoro, allora sì, magari potrei fare la pazzia, ma se infatti. mi capita di uscire a far la passeggiata col cane e non ho il telefono, pazienza, cioè non è un problema, non so di persone che, si fanno male, si scapicolano perché magari hanno dimenticato il telefono, non sanno dov'è, lo cercano, "Chiamami", no, non sono così. Sono Faccio molto delle più tranquilla. cerco il telefono proprio ce l'ho in Scialla, come mano. dicono i ragazzi. Scialla, è Scialla, scialla. bellissimo. Allora, una cosa che detesti. Detesto il disordine. Mh. Non sono una maniaca dell'ordine, ma, mi piace l'ordine, a casa, nel lavoro, nel mio modo di fare di tutti i giorni. Credo che quello sia ancora più importante della pulizia, se vogliamo collegarlo al discorso della casa. Quindi per me l'ordine è fondamentale. Io non esco mai di casa se non ho rifatto il letto, Mh. sistemato quelle cose che mi fanno dare la parvenza di una casa pulita e ordinata dove si può entrare con È vero, anch'io piacere. Mh. detesto il letto sfatto. Mh. Cosa ti fa ridere? Ma le cose che impronunciabili che dicono i miei studenti e che irripetibili, battute, anche cadute di stile pazzesche. Insomma, con i miei studenti rido tantissimo de Davvero? di tutto, di cose che capitano a loro, di cose che capitano a me. Questo ecco Ma è una cosa bellissima ma che senti un condivido attimo, con prima loro. di farci la nostra solita risata, ma una cosa che ami invece? Ma allora, a livello personale, da tanto tempo ho capito che è importante e quindi quando in un momento sono full stressata, con un'amica o anche da sola, mi dedico un momento per me. La passeggiata la faccio sempre, ma per dire una spa, un massaggio, io adoro i massaggi, in qualunque forma, ecco, questo è quello che cerco di, regalarmi anche come premio di quello che faccio, delle È fatiche di tutti i giusto. giorni. Ma senti, ma Mh. una frase dei tuoi ragazzi che ti fa sganasare dalle risate, come si dice a Milano, sbellicare dalle risate, te la ricordi, no? No, però Però son mi simpatici. fa un sacco piacere quando mi chiamano: "Prof", oppure mi dicono: "Prof, ti vogliamo bene." Cioè questa per Cioè, me è bella una lì prof, grandissima bella zia soddisfazione. te lo dicono. No, Bella non zia. tanto, quello è un po' sorpassato Va bene, come salutiamo modo. allora tutti i tuoi allievi della scuola. Liceo Parini di Barzanò, ciao ragazzi. Salutate la prof, telefonate alla prof. Chiedetele come siete andati a scuola. Come sono andati a scuola i ragazzi? Ma dai, mediamente bene. Con me pensa non ho nessun debito di nessuno dei miei ragazzi, Ma che quindi meraviglia. son stati bravi. Allora andiamo con la risata. Allora, signori, io ve lo dico ancora una volta, ve lo ripeterò ancora: 02 92 94 7222 per parlare con noi 2, ma soprattutto per parlare con la nostra ospite di oggi, Paola Moniz, esperta di digital marketing, che vi potrà svelare tante cose, utili per il vostro lavoro, per un utilizzo, diciamo, congruo e corretto dei social. Ma comunque, nel mentre aspettiamo le vostre telefonate, come diceva il grande Enzo Tortora, noi entriamo nel vivo delle trattative. Quali sono i punti di forza del tuo lavoro che si svolge tra le province di Monza, Brianza e Lecco? Beh, diciamo la parte più importante è la conoscenza del territorio. Ormai, per quanto friulana, come dicevo all'inizio, sono di Pordenone, ma vivo, qui ormai da 23 anni, conosco molto bene il territorio, le sue imprese, sia grazie a esperienze di lavoro, da dipendente o come consulente e, sia grazie magari a ambienti associativi che ho frequentato, tra cui appunto anche la rete al femminile, Confartigianato, eccetera, che mi hanno permesso di capire che effettivamente ci sono tantissime piccole e medie aziende in questo vasto territorio
che hanno grandi potenzialità da sviluppare, ma che non hanno ancora compreso quali siano gli strumenti più utili per loro. E quindi qui dentro c'è moltissimo lavoro per me, volendola vedere a Certo. mio vantaggio, ed è quello che sto cercando di fare, insomma, di portare un po' della mia esperienza di più di 20 anni in grandi aziende multinazionali, dove mi sono formata dal punto di vista del marketing, a disposizione appunto di queste realtà più piccole, che sono ovviamente meno strutturate e quindi anche meno formate. Va bene, senti nel tuo, sito, Mh? che se vogliamo ricordarlo, anzi vogliamo dirlo perché non l'abbiamo ancora detto. www.paolamonisso.it. Okay. Parli, vabbè, a parte della mossa vincente che poi ci racconterai eccetera, ma, parli anche di cambiamento, cioè nella tua Mh. biografia c'è una parola chiave che è Mh. proprio il cambiamento. Sei nata in Friuli, come dicevi tu, hai vissuto all'estero, poi sei diventata lombarda di adozione. Ehm, Qual è il valore del cambiamento nelle tue scelte di vita? È fondamentale, perché ritengo che sia l'occasione per mettersi in gioco, per rinnovare anche il proprio modo di fare, il proprio modo di essere, di imparare magari qualcosa di nuovo, e quindi trovare nuovi stimoli, nuove motivazioni che ogni tanto nel percorso della vita si perdono. E quindi colgo tutte le opportunità di cambiamento che ci sono, da cambiare casa e andare a vivere all'estero o venire qui in Lombardia, che sembra facile, in realtà non lo è per niente, al cambiare lavoro, dall'essere dipendente in Esatto. multinazionali alla libera professione, che è stato davvero un salto nel vuoto, perché non la conoscevo come possibilità lavorativa e me la sono costruita veramente da zero. Quindi, però ecco, a distanza di tempo, aver fatto tutti questi cambiamenti mi hanno reso una persona ricca dentro, e piena di valori, piena di Certo. energia, anche voglia di fare, Ma hai cioè. cambiato anche vari settori oltre. Sì, perché sono passata dal settore Mh. dell'elettrodomestico al settore dell'outdoor, dal settore del noleggio pallet ai settori della consulenza che ho, diciamo affrontato insieme ai miei clienti, che spaziano dalla metalmeccanica, all'editoria, al benessere, alla, food, quindi tantissimi campi che mi hanno permesso davvero di allargare le conoscenze, di poter affinare ancora di più quelle che erano poi le mie, competenze e la mia esperienza, da poter poi, mettere a disposizione dei clienti. C'è un articolo molto interessante sul tuo blog, è un Mh-mh. articolo di qualche anno fa, no, Mh. ed è bellissimo il fatto che tu l'abbia lasciato. Sì. È bellissimo perché è una testimonianza, autentica, sincera e secondo me, bisognerebbe leggere. Quindi vi invito a, sfogliare il sito di Paola Moniz, che tra l'altro è un sito anche molto bello e molto interessante, e andare proprio a cercare questo articolo sul blog. Ora non ricordo il titolo, però in questo articolo, racconti proprio la tua esperienza all'inizio ed era un po' come se tu vedessi gli altri andare avanti e tu restassi sempre ferma e non Mh. capivi, no, cos'era che negli altri funzionava e in te no. E poi insomma, ovviamente hai avuto successo eccetera. Cos'è che non funzionava? Perché quell'articolo veramente è molto bello e vi invito a leggerlo. Vorrei che lo scopriste da soli perché è veramente molto interessante. Nel 2018 venivo dai primi anni da libera professionista, che son stati molto faticosi, perché io continuavo ancora a cercare, l'azienda. Facevo fatica a staccarmi dalla vecchia mia identità all'interno di un'azienda, e non riuscivo a trovare quello che davvero avrei potuto esprimere al meglio, che poi è avvenuto nella libera professione. Quindi mi confrontavo con professionisti che ce l'avevano fatta, diciamo così, Mh-mh. e mi sembrava di essere sempre un passo indietro. Quello che poi ritorna come, argomento di cui abbiamo parlato prima è la pazienza, perché, ho seminato tramite il mio blog, tramite le associazioni, tramite le conoscenze che mi sono fatta nel tempo, una rete che ho costruito da zero, e grazie a tutto questo lavoro, diciamo di backstage, ehm
da diversi anni sto raccogliendo paradossalmente senza fatica, perché ho davvero seminato tanto e evidentemente ho seminato anche bene, Sì. per cui io non ho mai cercato nessuno, sono stata cercata, e questo è una grande soddisfazione, perché vuol dire che quello che ho fatto è stato giusto. In quel momento evidentemente non ero ancora entrata nella, diciamo, la ruota non aveva ancora iniziato a girare, e stavo semplicemente mettendo i primi semi di quella che sarebbe stata la professionista che sono oggi. Volevo farti una domanda. Mh. Faccio finta di essere un radioascoltatore. Devo farti una domanda. Dica. Visto che non le fate voi, le faccio io. 0292947222 per parlare con noi 2, ma soprattutto con la nostra ospite di oggi, senza non mi ricordo più la domanda. Fantastico. No, volevo farti una domanda, non mi ricordo più la domanda. Vabbè, è l'età, insomma, capisci? Vabbè, Sì, mi chiaro. verrà in mente. Vabbè, mi verrà in mente, no, qual è il consiglio che ti senti di dare alle persone che a un certo punto si sentono un po' demotivate, perché la domanda era questa in verità. Allora, ehm, una volta, quando non c'erano i social, eccetera, una delle regole del marketing era comunque il passaparola, funzionava. Mh-mh. Quanto ancora oggi può funzionare il passaparola, quindi la referenza anche se vuoi, no, Mh-mh. che valore ha ancora oggi il passaparola? Beh, ha un grande valore se la sai usare bene, non come la raccomandazione, No, che è certo. diciamo la sua, accezione negativa, Mh-mh. ma come, ti presento qualcuno che so che ha un valore, e te lo posso garantire perché magari ne ho avuto esperienza. Quindi in questo senso credo che, soprattutto quando si ha una certa esperienza, da giovani la vedo più difficile, Certo. no, ma, con più di 20 anni d'esperienza credo che oggi conti davvero molto il valore della persona e il fatto di comunicarlo attraverso le esperienze altrui. Quindi il passaparola oggi conta, ma ripeto, per chi ha l'esperienza, non per chi non ce l'ha. Chi non ce l'ha deve farsi le ossa, Certo. necessariamente deve passare attraverso la gavetta, no, ma chi la gavetta l'ha già fatta, è già maturato un certo numero di, sfide lavorative, di, aggiornamento formativo, eccetera, eccetera, credo che è proprio questo valore che si trasmette. Infatti, molte delle situazioni positive in cui mi sono ritrovata sono state perché sono stata segnalata, per esempio, o io segnalo altre persone che hanno delle professionalità diverse dalla mia, perché? Certo. Perché mi sono trovata bene, e questo funziona. Quindi, se è un passaparola, diciamo, di valore, ha ancora senso. Parliamo di marketing, che Mh. è il tuo universo. Sì. So che il marketing è stato per te un vero amore proprio a prima vista. Com'è nata questa passione? Ma è nato, non dico casualmente, percorso universitario, decido di fare il semestre universitario all'estero con il progetto Erasmus, e tra gli esami che avevo inserito c'era marketing, che avrei potuto fare anche a Trieste dove studiavo, ma ho deciso di farlo all'estero, ed è stato, amore a prima vista, perché lì il marketing lo insegnavano davvero come va insegnato, cioè con lavoro, team building, analisi di case history, lavoro molto pratico, creativo, insieme, in un ambito internazionale. C'erano tutti gli ingredienti che poi ho cercato e trovato nella mia professione, quindi, è scoccata la scintilla in quel di Sheffield in Inghilterra. Sì. Senti, sempre a proposito del marketing, rimaniamo sempre nell'ambito del tuo Mh-mh. lavoro. Come sono cambiate un po' le figure professionali nel tempo, insomma, da prima dell'avvento del digital, eccetera. E poi, per esempio, cosa ne pensi della relazione sempre conflittuale storica tra il direttore marketing e il direttore commerciale? Come son cambiate gli equilibri in questi anni? Allora, queste 2 figure sono molto legate in particolare alle, grandi realtà, quindi dalle multinazionali o comunque le aziende molto grosse, che sono ovviamente strutturate, hanno un'organizzazione che le prevede entrambe.
E io nella mia prima parte della vita professionale le ho conosciute perché appunto il direttore commerciale aveva il suo bagaglio di conoscenze, di vendite, quindi era quello che portava avanti l'azienda, e il direttore marketing era quello che dava tutte le basi per chi vendeva, diciamo a contribuire al successo dell'azienda. Quindi non credo sia cambiato tantissimo, se non a livello di magari di competenze trasversali che ci sono comunque tra il commerciale e il Mh-mh. marketing. Sono figure che però sono ancora assenti nell'ambito della piccola e media azienda, perché nella piccola e media azienda, per questioni anche di risorse, Mh-mh. tendenzialmente ne ritroviamo magari una che fa entrambe le cose. Salvo poi scoprire che magari le competenze di marketing non esistono proprio, e per loro marketing può essere fare una fiera piuttosto che un catalogo o un sito web. Ecco, questo è il massimo della conoscenza che si ha del marketing. Per questo che ritengo che il settore delle piccole e medie aziende abbia un grande potenziale, perché lì il marketing può diventare una risorsa importante dal punto di vista della guida delle scelte migliori che si possano fare, no, che derivano da una strategia che ha delle basi solide e non dall'improvvisazione che spesso ancora è molto diffusa, ecco. Quanto ingannano i social? Uno pensa che avendo in mano lo strumento dei social non è che questa domanda le è piaciuta. 0292947222 se volete fare le domande, mi raccomando, approfittatene. Quanto inganna, l'uso dei social? Cioè molti usano i social e pensano di avere capito tutto. Lì si Ti parte piace come da un domanda, vero? sì, sì, perché si parte da un presupposto fondamentale che, i social non sono, controllabili da noi. Quindi chi entra dentro deve sapere che, quello che succede all'interno dei social e le regole che governano i social non sono regole che decide lui. Quindi, c'è qualcuno che dall'altra parte potrebbe decidere un bel giorno di staccare la spina e tutto il lavoro che hai fatto può andare perso. Ecco, non è casa tua, diciamo così. E Casa questo tua è spesso viene bellissimo. dimenticato. E quindi, c'è una sorta di ossessione, mi verrebbe da dire, no, di taluni che ritengono che i social siano la pillola che guarisce tutti i mali, che bisogna essere presenti ovunque, perché lo fanno Sì. tutti, perché c'è il nuovo social che bisogna esserci assolutamente, senza che dietro ci sia un pensiero, una strategia, un motivo vero che, dovrebbe far scegliere di essere presenti lì. Ecco, quindi c'è tanta ignoranza, ecco, se Soffrono posso di dirlo. possiamo dire che qualcuno soffre di allucinazioni da Sì. social? Sì, 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 sì. Sono una vera ossessione. Se poi ne parliamo in un ambito completamente diverso che è quello dei giovani, lì generano anche problematiche molto pesanti e Sì. particolari. Nel mondo aziendale appunto c'è ancora tanta ignoranza da un lato, o poca conoscenza dall'altro, e quindi tanto bisogno di formazione. Per quello che per Noi abbiamo me ancora 5 mh. minuti credo, più o Sì, meno. cara. Allora, dopo dobbiamo parlare dei 3 consigli, Mh-mh. eccetera. Tornare un attimo su 3 parole che sono, ricorrenti in questa intervista: cambiamento, pazienza e organizzazione, che sono un Mh. po' i tuoi 3 valori. Mh. Parlaci brevemente di questi tuoi valori. So che l'organizzazione è il tuo proprio, Mh. obiettivo principale, eccetera. E poi dopo andiamo sulla parte finale con perché sta per volgere al termine questa Di intervista, già, mi stavo sì. No, divertendo. ma poi torni, tu torni poi. Va bene, accetto l'invito. Va bene dai. Allora di pazienza ne abbiamo parlato, Mh. direi che l'organizzazione è un aspetto fondamentale del mio modo di lavorare, perché è quello che mi permette di tenere insieme, tutti i progetti, ottimizzando l'utilizzo del tempo. Ottimizzando l'utilizzo del tempo sembra brutto, perché in realtà, il tempo non può essere controllato, ma posso gestire le attività che pianifico nel tempo. Quindi una buona organizzazione vuol dire che riesci a mantenere quello che ti poni come obiettivo e, probabilmente a farlo anche, nel migliore dei modi, quindi con le risorse giuste, eccetera. Quindi l'organizzazione è l'aspetto
primario, mi vien da dire, di quando si comincia a lavorare a un progetto, no, sapere chi fa che cosa, quando, come, quante risorse sono a disposizione è il cuore, no, della tua strategia. Dopo che hai fatto una bella analisi di quello che è il tuo punto di partenza. E questo lo porto ovviamente nel lavoro tantissimo, ma, anche nella mia vita privata, cioè banalmente se devo organizzare una vacanza, cioè deve essere tutto fatto in modo che io non mi ritrovi a: "Oddio, ho dimenticato di, prendere l'aereo piuttosto No, che il il cancro non biglietto". lascia nulla al No, no, caso. no. Noi siamo No, no, sì, organizzazione, quello sì. al top, e cerco di trasmetterla anche a mio figlio, ma vedo che proprio Vabbè, ma non c'è assorbirà col tempo. Partiamo con la Mission Impossible? Mh. Ci siamo? Siamo tutti pronti per la Mission Impossible? Vai con la Mission Impossible allora. Allora, la nostra Mission Impossible. Cara Paola, ci hanno telefonato, abbiamo ancora 3 minuti e devi dare 3 consigli in 3 minuti e poi la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori. Alleluia. Consiglio numero 1: rallenta. Viviamo in un mondo frenetico, con l'orologio costantemente in mano, ma questo può, causarci grandi inefficienze, può farci prendere dall'ansia, può, farci fare le scelte sbagliate. Quindi rallentare, riflettere Però su noi quello abbiamo che si solo fa. 3 minuti, quindi devi andare velocissimamente sul secondo consiglio. Infatti Quindi ascoltate avevo il già suo finito. consiglio, Sì, mi sì. raccomando, però noi adesso andiamo di fretta invece. Secondo, viaggiare, Che perché bello. viaggiando si fanno esperienze e si trovano ispirazioni e, motivazioni e stimoli e soprattutto si riposa, che è un'altra cosa importante. Terzo, amare. Amate in tutte le vostre forme possibili e Bello. immaginabili. Amate il cane, il compagno, il figlio, chiunque, perché è l'amore che ci muove come esseri Eh umani. sì. E la tua ricetta di donna per i La nostri mia radioascoltatori? io, faccio le cose sempre con passione, e cerco di trovare sempre tempo per me, ma anche per gli altri. Quindi, quello che mi muove oggi è davvero fare delle cose che abbiano un senso e un valore che dura nel tempo e soprattutto non perdere tempo, perché il tempo passa e dobbiamo fare quello che ci fa stare bene. Allora, prima di salutare i nostri radioascoltatori, vai con la tua mail e il tuo sito di nuovo. Allora, la mia mail è info@paolamonisso.it e il sito www.paolamonisso.it. Non abbiamo parlato della mossa vincente, ma sostanzialmente la mossa vincente sono tutti i suoi consigli che lei mette in pratica con i suoi clienti per essere vincenti sui social e per enfatizzare il brand, eccetera, eccetera, ma ne parleremo un'altra volta quando la nostra ospite tornerà volentieri, vero? Tornerò assolutamente. Allora, io ti ringrazio, ti saluto, ringrazio Sveva ai 1000 tasti pulsanti e 750 monitor, ma soprattutto alla regia e ringrazio voi, cari radioascoltatori. A presto, un super bacione dalla vostra Pesca. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.